Era attesa per stanotte e non ha deluso le aspettative. La neve è scesa copiosa nell'entroterra ligure grazie alla perturbazione e all'abbassamento di temperature delle ultime ore. Nevicate fino a fondovalle sui versanti padani centro-occidentali con cumuli da 20-25 cm e nel centro-levante fino a 500-600 metri di altitudine. Risveglio imbiancato in Val d'Aveto. Finalmente questa notte è caduta una copiosa nevicata, sono circa 40 cm di neve, le condizioni della neve sono molto buone, non sentono ancora affatto gli effetti della neve marzolina e quindi ci sono tutte le condizioni per potersi divertire. Per chi lavora in località montane si tratta di un'ottima cosa, con la possibilità di avere più visitatori, soprattutto nel fine settimana. Nei prossimi giorni aumentano le temperature, ma la neve dovrebbe resistere senza problemi nelle località più in alto. Questo fine settimana, tra sabato e domenica, abbiamo già in programma delle manifestazioni tipo ciaspolate per i bambini, divertirsi, giocare sulla neve con gli slittini e i bob. Nel complesso la stagione invernale è stata buona finora per il rifugio delle casermette, piccolo calo nelle ultime settimane. È stato, buono, specialmente nel periodo delle festività, fino direi al 10-15 di gennaio. Poi si è notato un calo abbastanza marcato delle presenze nelle ultime settimane e speriamo veramente che questa boccata di ossigeno riporti tanta gente in valle.